No, that a man goes insane is when I spread my wings. So embracing for life. Fucking all this love, I'll never be nobody's wife. Yeah. I'll never be, never gonna be, never gonna be, never gonna be. Buongiorno, buongiorno, buongiorno e ben trovati a un'altra puntata di Attenti a quei due. Oggi qui direttamente dallo studio 1 di Via Bellerio arriva una puntata nuova, nuovissima, speciale per tre motivi. Perché oggi è lunedì e solitamente Attenti a quei due non va in onda, ma va in onda il martedì. Infatti domani dalle 15 alle 16 sarò ancora qui ai microfoni di Radio Padania. L'altro motivo per cui è speciale è che il mio socio storico oggi non c'è, e l'altro che fa Attenti a quei due con me è il nostro mitico regista che sta dall'altra parte del vetro, Giulio Cesare Carnelli, che salutiamo e ringraziamo perché ad ogni festa lui puntuale, preciso, non lo smuove nessuno, è qua, grande. E il terzo motivo è perché oggi è lunedì di Pasquetta e quindi tanti auguri a tutti quanti per questa giornata di festa, diciamo, fuori dal comune. Un lunedì, quando è festa il lunedì, è sempre piacevole, è sempre bello. Ancora di più perché dopo una giornata come quella di ieri, da un punto di vista meteorologico, non proprio bellissima, finalmente ecco che è ritornato il sole e oggi è secondo me una bella giornata, una bella occasione per fare una bella grigliata tra amici e ritrovarsi, ecco, e passare qualche ora piacevole assieme. Mi corre l'obbligo e ho il piacere di salutare anche i miei colleghi della Croce Bianca, con i quali ieri, proprio a Pasqua, ho fatto il turno con loro,
io oggi, questa mattina, li ho lasciati per venire appunto qui a trasmettere, per stare insieme a voi un paio di ore. Sarò con voi fino alle 12:30. Ho lasciato loro a svolgere questo importante ruolo, questo importante compito, e per questo ringrazio tutti gli amici, tutti i fratelli dell'8ª squadra della Croce Bianca, sezione di Binasco. Grazie ragazzi, buon lavoro e in bocca al lupo come sempre. Altro evento importantissimo di oggi, che ho il piacere di fare gli auguri, di dirvi, di farvi sapere, è che c'è una persona speciale che oggi compie gli anni ed è, mi piace chiamarla così, la mia nonna acquisita, la nonna Cornelia di Lomello, ai quali faccio tanti auguri, e tutta la redazione di Radio Padania per questo si unisce a questo augurio. Auguri! Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Auguri nonna Cornelia, complimenti, 94 anni, dovreste vederla, ma non è che non li dimostra. Uno non penserebbe mai che ha quell'età, veramente in gamba, una persona a modo, piacevole, cordiale, quindi tanti complimenti e ancora tanti auguri da parte nostra a nonna Cornelia di Lomello. Grazie, complimenti ancora. Caro Giulio, questa è una mattinata, come dicevamo, un po' particolare, un po' fuori dalle righe, un po' fuori dall'ordinario, visto che abbiamo stravolto il palinsesto perché festa, e allora, giusto per farvi capire che cosa vi aspetterà nelle prossime 2 ore, per farvi capire che sarà una puntata, diciamo, di cultura, sicuramente con la nostra consueta rubrica cultura e curiosità, ospiti che avremo in diretta telefonica, come scritto su Facebook. Ecco, andate a cercarmi su Facebook e mettete il vostro mi piace. Io sono Alessandro Branduardi dalla Chiarella, come al solito. Avremo, come potrete vedere appunto dalla pagina di Facebook, Marco Rondini per parlare di un argomento di attualità molto importante e molto delicato, al quale dovremmo, ecco, tenere molto alta l'attenzione, che è la chiusura degli OPG, che sono gli ospedali psichiatrici giudiziari. Ecco, questa è un'altra pagina triste della storia di questa Repubblica, ma non vi anticipo niente perché ne parleremo appunto più tardi con lui. E come è solito e abitudine, Attenti a quei due si contraddistingue per il suo stile roccheggiante. Everybody just have a good time. And we
Eccoci qui, ben ritrovati in diretta su Radio Padania Libera con Attenti a quei due. Io sono sempre Alessandro Branduardi e adesso ho il piacere di farvi riascoltare la trasmissione di ieri con il nostro segretario federale che in diretta ha fatto a tutti gli ascoltatori di RPL gli auguri per la buona Pasqua. Segretario federale Matteo Salvini. Ciao Matteo e benvenuto sulla strada della libertà. Buona giornata a te Roberto, a Dario, ciao, a Matteo. Roberto in regia, buona Pasqua. Anche a te. Senza tanto altro da aggiungere, c'ho il coccodrillo come fa di sottofondo e scusatemi. No? Sei con tuo figlio. Ti capisco. È Pasqua anche per la bimba fortunatamente. Un abbraccio immenso, spero che oggi e domani chi può tiri il fiato un attimo dal lavoro, anche se c'è molta gente per cui non c'è pausa dal lavoro e mi viene da dire per fortuna, visti i tempi che corrono, però qualche ora di relax, di serenità, di riflessione, perché poi bisogna correre pancia a terra, lavorare, pensare, fare più che parlare. Ci saranno appuntamenti importantissimi il 31 maggio che ovviamente saranno importanti non solo per il futuro del Veneto, della Liguria, della Toscana, dell'Umbria, delle Marche, di tutte le regioni che vanno a votare, ma anche per il nostro, perché in base al risultato saremo in grado di provare a mandare a casa, a esodare Renzi, Alfano e compagnia, visto che i dati economici, oggi leggevo un'intervista incredibile, poi Dario Galli capisce più di me di numeri. Buongiorno. Si vanta del fatto che non aumenterà l'IVA. Piccolo problema, ci saranno 3 miliardi di nuove tasse, perché uno va a leggere l'articolo e dice ci saranno 3 miliardi di euro di deduzioni e detrazioni in meno per le famiglie e per le imprese. Dico, esatto. Grazie, genio, non mi aumenti le tasse ma mi fotti 3 miliardi, è la classica renzata. Beh, Matteo, si avvicinano gli 80 euro e li pagheremo vita naturale durante. Si avvicinano le elezioni regionali, chiaramente fa il suo mestiere, è ovvio. Come sì, però è un mestiere pericoloso per i nostri figli. Lo so. Perché sta ipotecando un futuro di paura, di precarietà e di incertezza per le future generazioni. Però noi non staremo certo lì a guardare, non ci facciamo incantare, come Lega tiriamo dritto. Oggi ho visto, io non credo ai sondaggi come ormai ci diciamo da anni. Oggi perfino il Corriere della Sera con Pagnoncelli riconosce che la Lega ha superato qualsiasi tipo di problema, anzi saremmo terzo partito a livello nazionale davanti a Forza Italia, quindi c'è da fare gli scongiuri, c'è da fare una Pasqua serena, anche pensando a quello che accade in giro per il mondo, dove l'essere cristiani significa essere sgozzati, inseguiti di camera in camera, di paese in paese, di città in città, e quindi speriamo che sia l'ultima Pasqua da festeggiare in questo modo e che sia l'ultima Pasqua con Renzi Presidente del Consiglio. Ecco Matteo, riflettevo un attimo sulle tue parole, glissando un attimo la parte politica. Oggi è una giornata importante, una giornata comunque al di là della fede che dà un messaggio importante, insomma, dopo la morte e la risurrezione. Allora abbiamo un po' aperto la diretta parlando di quanto hanno bisogno i popoli, di quanto hanno bisogno i cittadini, a prescindere dal colore di pelle, a prescindere dalla località dove si trovano, comunque di ottimismo e di risurrezione, di vita. Questo è un messaggio importante. Ecco, hai detto bene prima il fatto che comunque Renzi semina tristezza, semina paura, è anche un po' questa tipica strategia della tensione che a loro serve per, come si può dire, bloccare l'entusiasmo di cambiare il mondo. Ma soprattutto togliere la speranza. Bravo. Lasciare incertezza, perché tutto è funzionale a questo, è un'immigrazione senza controlli per cui hai paura a uscire di casa. Certo. Un lavoro sempre più precario a 4 euro all'ora, magari gestito dalla cooperativa tal dei tali, che poi si scopre che prendeva gli appalti perché regalava di tutto e di più agli amici degli amici. Quindi un futuro a breve termine, dove non puoi programmare la famiglia, dove non puoi neanche permetterti di pensare di mettere al mondo dei figli. Esatto. E tanto i figli te li portano loro, ventenni, robusti, adulti, vaccinati, con l'iPhone, che arrivano dall'altra parte del mondo e che non hanno radici nel paese dove stanno arrivando. Io invece preferirei che ognuno
costruisse il futuro dei propri figli nella propria terra. Poi chi vuole girare per il mondo, chi vuole emigrare, chi vuole trovare fortuna, chi vuole andare a lavorare altrove, libero di farlo, ma rispettando delle regole e rispettando anche dei limiti numerici soprattutto. Questo secondo me è il concetto base, la partenza di ogni ragionamento. Vuoi aggiungere ancora qualcosa, Matteo? No, io vi abbraccio un po' di corsa. Mi permetto, sto spingendo il passeggino, non c'ho mi permetto solo di dire un grazie ai militanti per cui non esiste né Pasqua né Pasquetta, perché ieri c'erano gazebo in Toscana, in Veneto, a Riva del Garda e a Milano. Ecco, a Milano anzi c'erano i gazebo tranne uno che è stato impedito con la solita violenza da parte dei centri sociali. Sì. E questo è un tema di cui parlare da Pasquetta in avanti, perché sono stufo che dove si muove la Lega occorrano le decine di forze dell'ordine, perché c'è qualche cretino di sinistra che vuole molto poco democraticamente decidere chi ha diritto di parlare e chi no. Però volevo ringraziare tutti i militanti, perché la Lega è qua grazie ai militanti, non grazie a Tizio, grazie a Caio, ma grazie al lavoro, alla fede, all'orgoglio, alla fiducia, alla tenacia e alla visionarietà di migliaia di persone. Uno ci ha lasciato proprio settimana scorsa, sì, un ex presidente della circoscrizione sud di Brescia, sì, Giacomo, 55 anni. Lo salutiamo e lo accompagniamo nel suo viaggio e sono sicuro che lui accompagnerà noi. È solo un grazie, volevo trasmettere tramite Radio Padania solo un grazie e un impegno a non mollare mai. Beh, io mi permetto di trasformare questo grazie per chi ci sta ascoltando e la base e tutti quelli che comunque ti vogliono bene, credono in questa appunto strada della libertà, perciò le facciamo passare attraverso questo microfono, noi intercediamo, se così si può dire. Un grazie a te, Matteo, per il lavoro che stai facendo, instancabile e estremamente coraggioso in questa fase difficile. Tutto qua. Un abbraccio e buona Pasqua. Grazie Matteo. Buona Pasqua a te, grazie. Buona libertà, ciao. Ecco, come avete sentito le parole del nostro segretario federale, che, come posso dire, è sempre, oltre che persona piacevole da ascoltare, persona attenta, di cuore, che anche il giorno di Pasqua, insomma, uno come lui, non perché sia più bravo, più bello o perché sia paragonabile, che ne so, esagero, al Santo Padre, ma persona che ha tantissimi impegni, vive quotidianamente e continuamente per la Lega Nord. Anche il giorno di Pasqua, che è un giorno di respiro, sicuramente di relax, ha trovato il tempo, la voglia, ha avuto cuore e passione per fare un passaggio qui da noi in Radio Padania e fare gli auguri per una Santa Pasqua appunto a tutti gli ascoltatori che erano collegati alla nostra radio. Vi ricordo un paio di cose prima dello stacco pubblicitario. Prendete carta e penna. Come al solito, dopo la pubblicità potrete intervenire in diretta ai nostri microfoni allo 0266 203529, il solito numero, mentre invece fin da subito potete mandare i vostri SMS al 346 64 277 56. Come vi avevo anticipato poco fa, dopo la pubblicità avremo in diretta con noi l'onorevole Marco Rondini e subito a seguire uno psicoterapeuta che ci parlerà appunto del disagio, che cosa comporterà questa folle decisione di chiudere gli ospedali psichiatrici giudiziari. Ma adesso, proprio perché avete fatto 2 giorni di relax, questo è il terzo, e martedì dovrete comunque ritornare a lavorare e fare qualche spesa, qualche acquisto, noi vi diamo qualche consiglio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera. Diamo voce alla nostra gente.
Quest'anno Vichy anticipa l'estate. Ad aprile sui solari Vichy subito per te uno sconto pari all'indice di protezione. Protezione solare 30? 30% di sconto. Protezione solare 50? 50% di sconto. Più ti proteggi, più risparmi. Farmacie aderenti su vichy.it. Sconto immediato alla cassa sul prezzo applicato dal rivenditore. Solo da Lidl gusti la freschezza di frutta e verdura italiana e risparmi fino al 40%. Da domani, pere Angelis in confezione da 900 grammi a solo 1,49 € e kiwi in cestino da 1 chilo a soli 99 centesimi. Solo freschezza e qualità, solo da Lidl. Non cambiare stile di vita, cambia supermercato. Lidl, anch'io. Uno champagne non può costare come una bibita gassata. La qualità ha un prezzo, ma per fortuna non sempre. Per la tua auto con più di 4 anni scegli Ford Motorcraft Service. Sostituzione pastiglie e freni anteriori a 99 €. Scopri tutte le altre offerte su Ford.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Eccoci qui, bentornati ad Attenti a quei due dopo lo stacco pubblicitario. Come anticipato poco fa, parliamo appunto di questo argomento che purtroppo è una brutta notizia, una delle tante brutte notizie che questo governo oramai da tempo ci fornisce quotidianamente. Hanno deciso di chiudere gli OPG, quindi percorsi diversi, alcuni ricoverati verso le residenze, quindi della totalità di queste persone che sono appunto circa 700 le persone gestite in queste residenze, chiamiamole, in questi ospedali, avranno innanzitutto delle destinazioni differenti e a seconda del loro percorso che hanno già fatto e di ciò che e del motivo, insomma, per il quale sono state ricoverate in queste strutture, avranno appunto delle destinazioni diverse e pare che una parte andrà appunto probabilmente nei carceri psichiatrici, qualcosa del genere, comunque in strutture detentive, mentre invece un'altra parte, quelle che probabilmente presumo saranno ritenute meno pericolose, o che abbiano comunque commesso magari reati minori, ecco, diciamo così, visto che è comunque anche un termine che ultimamente va molto di moda per questo governo, la depenalizzazione dei reati minori, eccetera, verranno affidati appunto alle famiglie. E magari su questo aspetto più pratico e più tecnico ne parleremo poi dopo la pubblicità, dopo lo stacco pubblicitario delle 11:30, con lo psicoterapeuta Adriano Segatori. Ma nel frattempo abbiamo già in collegamento con noi il nostro onorevole Marco Rondini. Pronto Marco, buongiorno! Sì, pronto, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Grazie Marco, buongiorno. Allora, come dicevamo, un'altra brutta sorpresa di questo governaccio malefico che, dico io, correggimi se sbaglio, probabilmente per andare a creare un'altra fonte di risparmio delle casse dello Stato, chiude così all'improvviso delle strutture quali sono gli OPG. È giusto Marco? Ma allora, guarda, io credo che il superamento delle strutture che erano gli OPG, che talvolta sono rimbalzati agli onori della cronaca come le strutture dove non era rispettato assolutamente la dignità degli internati e che quindi sicuramente in parte dovevano essere riviste, risistemate, però qui si è commesso l'errore in ossequio al politicamente corretto di decidere che quasi per legge, un po' come si è fatto per la chiusura dei manicomi, no? Per legge si è stabilito che in sostanza il malato mentale, il matto, non esisteva, quindi si sono chiusi i manicomi, di fatto non si è trovata una vera e propria alternativa e oggi il peso sociale
del malato di mente lo pagano le famiglie sulle spalle delle quali è stata scaricata l'assistenza e la cura quasi per intero di chi non risiede più nei manicomi. Io credo che ci sia sempre una via di mezzo. Se è vero che gli OPG dovevano essere superati, è altrettanto vero che dovevano essere rispettati quei minimi requisiti di sicurezza che andavano a garantire la sicurezza delle comunità, delle città e dei comuni che si vedranno magari sorgere nei propri centri queste strutture alternative agli OPG, dove dovrebbero essere internati, vale la pena di ricordarlo, persone che comunque sono all'interno di queste strutture spesso per aver compiuto violenze di ogni tipo, fra i quali omicidi, aggressioni, violenze sessuali, e che di fatto saranno internati in queste strutture prive di sbarre e si confronteranno solo con personale sanitario. Non vi è la presenza di, come era negli OPG, invece di agenti di polizia. Di pubblica sicurezza, certo. E quindi diciamo, mi viene con il risultato che questi sono liberi e potrebbero, viene a meno il requisito di sicurezza per gli operatori che si confronteranno con queste persone, perché sono socialmente pericolose, e quindi per se stessi e per le persone con le quali magari si confrontano, si trovano a doversi confrontare. E quindi oltretutto una struttura, diciamo, quindi come dicevi tu, senza sbarre, senza protezioni, senza personale di sicurezza, e quindi porta aperta, libero passaggio. In sostanza, se uno vuole prendere andare, fa uccel di bosco. Diciamo che il rischio che possano scappare da queste strutture è molto elevato. Ecco. Un po' come il CARA, diciamo, che arrivano i migranti, si dicono che vengono custoditi lì, poi in realtà uno prende e va come e quando ne ha voglia, sostanzialmente, per fare un parallelismo. Sì, diciamo un po' come tutte quelle soluzioni che vengono trovate in ossequio al politicamente corretto, e cioè che parte dal presupposto che se esiste il criminale, se esiste chi infrange la legge, se esiste il malato di mente, la colpa non è di chi magari delinque, ma la colpa è della società, e quindi è la società in qualche modo che deve pagare per queste persone. Noi invece al contrario riteniamo che uno Stato serio debba garantire la sicurezza delle proprie comunità sane, e nel caso dei criminali, i criminali devono rimanere assolutamente dietro le sbarre anche quando sono malati di mente, perché una persona che magari si è macchiata di più di un omicidio, io credo che debba giustamente scontare la propria pena, e garantendo la sicurezza alle comunità che hanno magari la sfortuna di vedersi recapitare sul proprio territorio strutture come queste che vorrebbero andare a sostituire gli OPG, ma senza i minimi requisiti di sicurezza. A tal proposito vale la pena di ricordare che il termine entro quale tutte le regioni avrebbero dovuto individuare queste nuove strutture era il 30 di marzo del 2014. Si parla del superamento degli OPG ormai da diversi anni, poi a forza di proroghe si è arrivati a stabilire la data del 30 di marzo del 2014. Noi non possiamo che sposare ad esempio le parole del nostro assessore alla sanità, che è Luca Coletto, in Regione Veneto, che giustamente ricorda a chi lo intervistava in una delle tante interviste che ha rilasciato a proposito, che il Veneto non è inadempiente. Lui diceva: noi i malati di mente giudicati pericolosi non li metteremo in lager improvvisati insicuri per rispetto della loro dignità e per la tranquillità sociale dei territori che si troveranno a dover ospitare queste strutture. Ecco, loro e di più dice, in sostanza non risponde, queste nuove strutture non rispondono sulla carta ai requisiti minimi di sicurezza. Non hanno neanche lontanamente le caratteristiche normali di sicurezza, e quindi giustamente non ha dato seguito a una disposizione. Ora il governo presumibilmente
procederà a un commissariamento per quanto riguarda per dar corso a questa decisione dello Stato centrale, che però non trova solo l'opposizione della Lega o non trova solo l'opposizione di chi ritiene che giustamente vada prima di tutto salvaguardata la sicurezza delle comunità e poi pensato al recupero della persona socialmente pericolosa piuttosto che del criminale. Ce lo dicono anche esponenti dell'amministrazione della polizia penitenziaria, ce lo dice anche ad esempio in questi giorni ha fatto probabilmente anche rumore ha fatto rumore anche le dichiarazioni del professor Emilio Sacchetti, che è il presidente della Società Italiana di Psichiatria. Lui diceva, ve lo leggo che così almeno vale la pena di farlo sapere ai radioascoltatori, che non sono posizioni che noi assumiamo per partito preso, sono posizioni che noi assumiamo sulla base spesso di ciò che registriamo e delle istanze che registriamo da parte degli operatori del settore e delle preoccupazioni che questi manifestano. Lui diceva il problema è che l'assistenza sanitaria in Italia, in più aggiungendo ai problemi di sicurezza, diceva in Italia si dipana a macchia di leopardo, ci sono zone dove è garantita in modo accettabile, mentre invece la situazione dall'alto in giù è decisamente peggiore. Lui diceva manca la preparazione anche da parte del personale sanitario per seguire un discorso di questo tipo e di più ed ancora mancano i requisiti di sicurezza. Il personale che si confronterà con questi personaggi, che vale la pena di ricordare sono socialmente pericolosi, non avrà la preparazione necessaria per garantire la sicurezza di sé nei confronti e nel confronto con questi personaggi, insomma. Ecco, questa è la cosa più pericolosa. E di più, appunto, mancando le sbarre, mancando personale di polizia che garantisca che questi non possano scappare, il rischio è che domani, aperte le REMS, chiusi gli OPG, di fatto ci troveremo 1000 altri casi Cabobo, ecco. Insomma, ecco Marco, una curiosità, in Parlamento piuttosto che in commissione o non so io in quale altra struttura diciamo ufficiale dello Stato nel corso di questa legislatura, qualcuno della maggioranza o comunque sì, della maggioranza sostanzialmente del Partito Democratico o anche insomma dell'NCD ha sollevato questa questione in maniera critica oppure siamo solo noi e pochi altri che questa cosa la vediamo, diciamo, non con paura, ecco, con preoccupazione, ecco, forse è il termine più corretto. Ma allora sì, ci sono stati comunque dei casi, seppur isolati, di persone che però dotate comunque di buon senso hanno manifestato delle forti preoccupazioni rispetto a queste disposizioni, che torno a dire, noi non siamo perché esistano o permanga l'esistenza di quelle strutture che sono rimbalzate agli onori della cronaca per le pessime condizioni nelle quali si ritrovavano a stare gli internati di queste strutture. Non siamo perché sopravvivano quelle, ma siccome in fianco ai casi di quelle strutture che sono rimbalzate agli onori della cronaca quasi come dei veri e propri lager, c'erano invece strutture dove le cose funzionavano. E allora qui si compie sempre l'errore, non segue sempre ai dogmi del politicamente corretto, di buttare via il bambino insieme all'acqua sporca. Ecco. e sull'onda dell'emotività che poi crea presso l'opinione pubblica un certo tipo di inchieste che tendono e che hanno l'obiettivo di addomesticare l'opinione pubblica, sull'onda di quello si legifera. È un po' come il discorso dell'immigrazione, insomma, viene fatta accettare
mostrandoci i volti dei bambini che sbarcano dai barconi sulle coste della Sicilia, ecco, per spiegare la capacità di reazione corretta nei confronti di fenomeni che invece un certo tipo di propaganda vuole farci accettare come giusti, come inevitabili. Certo. Allora Marco, ricordiamo che le linee sono libere e aperte allo 0266203529 per chi volesse intervenire. Leggiamo un paio di SMS che ci sono arrivati. Questo è quello di Piero da Piacenza. Renzi equivale a pagliaccio che non fa ridere ma piangere per la tristezza del personaggio orgoglio dei manicomi. Mentre invece ci scrive Rudy da Lecco: non è ora di renderli innocui quei cerebrolesi dei centri sociali. E poi ancora un anonimo ci scrive: se esiste un paradiso questo è solo per i delinquenti e si chiama Italia e il suo guardiano è il PD. E poi la solita Carla dal Vigevanese che si scaglia in maniera poco educata al modello centri sociali nei confronti di questa trasmissione che Giulio può smentirmi se vuole seduta stante. Qui non si fa prese di posizione di parte, ok, ma si fa semplicemente delle informazioni, perché comunque anche Radio Padania Libera, seppur organo di informazione della Lega Nord, è comunque un organo di informazione a 360 gradi che racconta le cose senza inventare niente. Quindi Marco, dicevamo, queste strutture verranno chiuse e a questo punto, oltre alla difficoltà per gli operatori sanitari del settore che dovranno confrontarsi con queste persone senza più le tutele del passato, e quindi il pericolo al quale possono andare incontro se chiaramente queste persone purtroppo sono state chiuse nelle OPG, probabilmente qualcosa nella loro testa, ecco, diciamo che non funzionava tanto bene, e quindi confrontarsi con dei soggetti potenzialmente pericolosi e allo stesso tempo con dei soggetti pericolosi che in qualsiasi momento possono uscire da questa struttura e magari decidere anche di non far ritorno, e quindi un pericolo per la comunità. C'è una parte di, come dicevamo, di queste persone che oggi sono ricoverate in queste strutture che verranno affidate direttamente alle famiglie di appartenenza. Ecco, che cosa significa, che cosa comporta proprio da un punto di vista pratico e anche psicologico per le famiglie dover custodire, proprio nel vero senso della parola, queste persone all'interno delle mura domestiche, secondo te? Sicuramente allora è un po' come, appunto, come dicevo prima, quello che è avvenuto e in questo caso forse peggio, perché gli internati all'interno delle OPG sono comunque persone socialmente pericolose che hanno commesso dei reati. Sì. Un po' appunto avverrà lo stesso processo che è avvenuto per la chiusura dei manicomi, e cioè alla fine in quel caso il malato mentale, in questo caso il malato mentale che però è anche criminale, verranno scaricati sulle spalle delle famiglie, e se in qualche realtà probabilmente i presidi sanitari saranno in grado di fornire quell'assistenza alle famiglie necessarie per fare in modo che lo spazio geometrico racchiuso fra le mura domestiche non si trasformi in un inferno, è altrettanto vero che in molti casi, poi anche a causa della congiuntura economica che viviamo, che ha imposto all'Italia dei tagli allucinanti, soprattutto in ambito sanitario, alla fine in quel caso, nella maggior parte dei casi, la situazione per le famiglie sarà totalmente ingestibile, e quindi poi il rischio forte è che noi ci legga magari quotidianamente, già succede
succede appunto per quanto riguarda i semplici malati di mente, che poi talvolta compiono dei crimini all'interno delle mura domestiche o anche all'esterno, di queste diventando, essendo comunque pericolosi. Figuriamoci per chi magari ha già compiuto dei crimini e torna all'interno delle mura domestiche. Quindi dal punto di vista psicologico le famiglie in molti casi vivranno delle situazioni totalmente insostenibili o al limite della sostenibilità. Su questo poi sicuramente il medico che sentirete più tardi sarà più in grado, di quanto non lo sia io, di spiegarvi quali sono le ricadute dal punto di vista psicologico sulle famiglie che si trovano inevitabilmente a dover riospitare per forza colui il quale è stato dimesso da questa struttura. Chiarissimo. Bene Marco, noi ti ringraziamo per la tua disponibilità e per averci raccontato questa pagina, questa nuova pagina della storia italiana che mi viene purtroppo, e dico sottolineo purtroppo, da definire pietosa per gli strascichi inevitabili che creerà nei confronti di queste persone che come dicevi tu molto correttamente prima, avranno probabilmente ancora la possibilità di far del male magari a qualcuno o anche di far del male a se stessi e altresì appunto di creare degli strascichi psicologici a queste famiglie che dovranno custodire questi familiari che sono difficilmente gestibili, sono con molta difficoltà, perché chiaramente con una persona con la quale diciamo a tratti c'è e non c'è con la testa, hai difficoltà a stabilire un contatto stabile e quindi a gestirla, e sicuramente per il rischio appunto che alla quale la società, le persone, i cittadini comuni ignari quotidianamente potrebbero andare incontro senza neanche saperlo. Caro Marco, io ti ringrazio, ti auguro una buona Pasquetta, un buon lunedì di Pasqua a te, ai tuoi cari e a tutti i militanti della tua sezione e della circoscrizione Navigli, della quale io e te facciamo parte. Ti ringrazio, faccio gli auguri anche naturalmente di buon lunedì di Pasqua, di buona Pasquetta a tutti i radioascoltatori e a te naturalmente e alle persone che permettono che esista una voce come quella di Radio Padania Libera. Grazie ancora, buona giornata. Ciao Marco, grazie. Allora, come dicevamo prima, dopo la pubblicità che ci sarà fra qualche minuto, avremo con noi, per approfondire sempre questo argomento, uno psicoterapeuta, appunto un operatore del settore, che in maniera più tecnica entrerà nel concreto di questo argomento, appunto Adriano Segatori, che ci racconterà anche la sua esperienza, la sua idea e il suo punto di vista. Ma adesso altra musica, altra super bella musica di Radio Padania Libera che potete ascoltare sempre solo su Attenti a quei due.
Eccoci qui di nuovo in onda con Attenti a quei due. Questo è il grande sound di Radio Padania Libera che potete ascoltare solo con noi. E allora, cari amici, come dicevo in apertura di trasmissione, grandissima giornata da un punto di vista meteorologico. E allora, proprio perché noi non vogliamo sembrare, e non lo siamo assolutamente, razzisti, e non vogliamo, e vogliamo far vedere che non ce l'abbiamo su con nessuno, per un'informazione corretta, facciamo sentire non tanto le previsioni del tempo, quanto i buoni consigli per una giornata come oggi per lo sbarco. Benvenuti a Sbarcare Informati, il servizio di comunicazione dedicato ai trafficanti di esseri umani e a tutti coloro che siano interessati a entrare clandestinamente in Italia. I signori scafisti che intendano accedere alle acque territoriali italiane potranno contare sulla collaborazione delle unità navali della Marina Militare. Le autorità saranno comprensive con loro, garantendo un soggiorno breve e non impegnativo presso le strutture detentive dello Stato. I gentili clandestini invece saranno prelevati direttamente dai natanti su cui viaggiano e trasportati a bordo delle imbarcazioni della Marina sulla terraferma. I cortesi ospiti saranno in breve tempo trasferiti a piccoli gruppi in strutture alberghiere dislocate su tutto il territorio nazionale, dotate di ogni comfort con servizio all inclusive, grazie a un coupon giornaliero del valore di 30 euro più IVA a persona, per un minimo di oltre 1.000 euro ogni mese, gentilmente offerto dai contribuenti italiani. In omaggio riceveranno inoltre una ricarica telefonica del valore di 15 euro più un contributo quotidiano per le piccole spese. È bene precisare che chi preferisse allontanarsi spontaneamente, facendo perdere le proprie tracce, sarà libero di farlo in qualunque momento e senza contestazione alcuna da parte dell'autorità italiana. Grazie per la cortese attenzione e a presto. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Le tue notti sono troppo corte e le tue giornate troppo lunghe? Gli effetti sul tuo viso ora hanno i giorni contati. Vichy ti invita in farmacia a provare le creme viso Idealia per una pelle più luminosa e riposata. Oggi per te con uno sconto immediato di 10 euro. Farmacie aderenti su vichy.it. Buono sconto applicato sul prezzo praticato dal rivenditore. Valido fino al 30 aprile 2015. Dopo anni di fedele servizio vuoi farla fuori? Ma perché? Ha visto crescere i tuoi figli? Se proprio vuoi disfartene, spremila fino all'ultimo! Solo ad aprile su tutta la gamma Lancia, Fiat e Alfa Romeo hai 2.000 euro di incentivo rottamazione e in più con formula super rottamazione Y&Tu a 8.500 euro con 5 porte e clima. Offerta valida fino al 30 aprile 2015, salvo approvazione FCA Bank. TAN 595 TAG 906. Info su lancia.it. Anche sabato e domenica. Rottamate, gente, rottamate! Un ristorante stellato non può costare come un fast food. La qualità ha un prezzo, ma per fortuna non sempre. Per la tua auto con più di 4 anni scegli Ford Motorcraft Service. Sostituzione pastiglie e freni anteriori a 99 euro. Scopri tutte le altre offerte su Ford.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Digital Radio Flash. Ciao, sono Paola. Per ascoltare la radio in Digital Radio devo pagare un abbonamento? No, niente abbonamento né canone. Basta comprare una radio o un'autoradio nuova oppure adatti quella che hai già. E poi è gratis. Molti nuovi modelli di auto hanno il ricevitore incorporato di serie. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così?
Radio Padania presenta Nadine e Marcus, cantanti di gran classe delle nostre tradizioni. Un grosso abbraccio a tutti. Vi presentiamo Le canzoni del cuore. Una serie di CD sulla storia della canzone italiana. Dal popolare al lirico, passando per il melodico. Siamo disponibili per concerti dal vivo. Per CD e concerti chiamate al 348 58 61 897. Ripeto, 348 58 61 897. Cercate i CD di Nadine e Marcus presso i gazebo di Radio Padania e buon ascolto. La dentiera ti dà problemi? Con Pentadent potrai passare in breve tempo dalla dentiera alla protesi fissa. Negli ambulatori Pentadent troverai esperienza pluriennale ai massimi livelli, costi accessibili con possibilità di finanziamenti agevolati, sedi distribuite nel territorio per facilitare i controlli periodici. E per i residenti in Lombardia possibilità di usufruire del contributo offerto dal Servizio Sanitario Regionale. Per informazioni chiama l'800 700 860 o vai su pentadent.it. Per traslocare ho scelto Grillo Antonino, perché hanno cura del mio trasloco e del mondo in cui viviamo grazie a Ecotrasloco. Scegli Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità che rispetta anche l'ambiente. Chiamalo 02 43 52 24. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Figlia dell'amore, chiamo son dei venti tuoi, lai da da la le mie pene consono. Bentornati ad Attenti a quei due, come al solito qui da questa parte del vetro Alessandro Branduardi alla Chiarella, mentre invece dall'altra parte del vetro c'è sempre il nostro Giulio Cesare Carnelli che sta in regia. Allora, cari amici, vi ricordo che dopo questo piacevole weekend di riposo, domenica prossima ci sarà la Gazebata federale, 11 e 12 aprile. Chiedo il live motive di questa Gazebata sarà appunto chiedo asilo anch'io, sabato 11 e domenica 12 aprile in oltre 1000 piazze italiane. Il nostro segretario federale Matteo Salvini ha lanciato questa campagna di raccolta firme appunto per far capire alla gente, ma soprattutto per far capire a chi ci governa che così non si può andare avanti e che giustamente gli italiani che sono sotto la soglia di povertà, che magari non hanno una casa, vivono in macchina piuttosto che in strutture di fortuna, eccetera, eccetera, beh, forse probabilmente hanno tutti i diritti, anzi hanno più diritti loro degli immigrati che arrivano qui all'improvviso così, perché no, di stare, di essere ospitati in strutture ricettive come spa, come alberghi, come in località balneari piuttosto che montane, piuttosto che anche di pianura, perché per l'amor di Dio non è che li si manda solo in villeggiatura, ci sono anche in strutture qui a Milano, piuttosto che a Bergamo, Brescia, spesati, serviti e riveriti in tutto e per tutto alle spese a carico dello Stato e quindi dei contribuenti. Quindi se Alfano e Renzi hanno mal pensato di sostenere, di ospitare queste persone, beh, non vedo perché anche gli italiani, le persone da nord a sud, da est a ovest, non possano chiedere non di avere di più, caro Giulio, ma di ricevere altrettanto. Non si chiede di più, si chiede di essere trattati uguali, paro paro. Bene, allora, dopo questa dovuta e chiara informazione che vi ho dato, giustamente, visto che sono qui al microfono io che sono di turno, vi comunico che il gazebo alla Chiarella, per chi ci ascolta da queste zone
limitrofe, sarà sabato 11 in via Fratelli Cervi, e mentre invece domenica mattina, solo la mattina, in piazza Risorgimento. Se c'è qualche segretario dell'ascolto che ci vuole telefonare e dirci dove sarà e dove ubicherà il suo gazebo, è il benvenuto ai nostri microfoni come al solito, ma abbiamo una telefonata in diretta. Pronto? Pronto? Salve. Salve, Io parlo buongiorno. da Boario. Ah, Boario Terme, buongiorno, sì, e benvenuto. Buongiorno. Io parlavo perché è successa una cosa fra un mese fa, sì, sul lago di Endine. Sì. Sa dov'è? Sì. Ecco. In cima c'è un rifugio, ci sono 25 persone. Ah, sì? Sì, di extracomunitari. Sì, lì. sì. Ecco, ci sono messi in mezzo alla strada, per un'ora e mezza non ci ha fatto passare, sai perché? Perché? Perché ha detto che sull'A fa freddo, c'è la neve e vogliono andare in città. Ah, sì, me la ricordo questa cosa. Ah, si ricorda? Sì, ne abbiamo parlato anche a Radio Padania. Sì. Se ero io, prima, seconda, terza, andavo avanti e indietro fino a che erano schiacciati tutti. Come minimo. È lunedì di Pasqua, siate più buoni. Niente di Pasqua a me. Siate più buoni, Quei almeno oggi. lì invece no. Ecco. Grazie caro, un abbraccio a te e a tutta Boario. Ecco. Ciao. Abbiamo un altro SMS che leggiamo in diretta. Claudio da Trieste, è ora di finirla con il concetto che se uno è delinquente e della società si devono tutelare i cittadini onesti. Viva Salvini e la Lega Nord. Claudio da Trieste. Grazie Claudio per il tuo SMS. Buona Pasquetta anche a te, chiaramente. E continuiamo, cari amici, come vi avevo anticipato prima della pubblicità, a parlare di questo argomento che, tra il chiaro e l'oscuro, come si usa dire dalle mie parti, ci è capitato sopra la testa, così all'improvviso. Pochi giorni fa abbiamo appreso della decisione di chiudere queste strutture, che sono gli OPG, ospedali psichiatrici giudiziari. Un percorso che è solo agli inizi, ma che prospetta delle spiacevoli conseguenze, ecco, passatemi questo termine. Approfondiamo giustamente l'argomento con un tecnico del settore, uno psicoterapeuta, che è Adriano Segatori. Buongiorno Adriano e benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno a voi, buona Pasquetta e grazie dell'invito. Ma ci mancherebbe, è un piacere per noi, anzi grazie a te per esserti messo a disposizione. Allora, chiudono le strutture OPG. Vi sento pochissimo. Sì, adesso vediamo in regia di sistemare il collegamento, Giulio. Va meglio adesso? Adesso va benissimo. Oh, ottimo. E allora, dicevamo, chiudono le strutture, gli ospedali psichiatrici giudiziari. Da un punto di vista tecnico, visto che tu sei del settore, che praticamente per la gente che ci ascolta, che di questo argomento non ne sa niente, ne sente parlare per la prima volta questa mattina a Radio Padania Libera, che cosa succede? Che cosa può succedere? Il problema è che cosa possa succedere non sanno neanche i fautori della chiusura, nel senso che ci si trova in una condizione per cui molte persone ristrette negli OPG sicuramente si trovano in una condizione incongrua, sia per la gravità del reato sia per la malattia, e fin qua siamo d'accordo. Okay. Ci sono però c'è un certo numero, discreto numero, di persone che non sono dimissibili. Mm-hmm. E quindi non ci sono le strutture alternative che dovevano essere costruite a livello regionale. Qui però posso continuare? Sì. Certo, assolutamente. Il problema qual è? Che questa operazione di chiusura degli OPG secondo me è fuorviante inquadrarla in un problema che è medico, che è clinico, perché fa parte di un'operazione che i basagliani conducono da anni. La chiusura degli OPG, tra le varie cose, prevede anche la riforma del codice penale e con l'eliminazione dell'articolo 203 sulla pericolosità, per esempio. Sì, e quindi nel concreto, sì. Io vedo in tribunale, come consulente in tribunale, l'ultima è di 2 settimane fa, che il giudice ti chiede, scusi, ma di questa persona che è pericolosa, cosa possiamo fare? Perché non hanno indicazioni di contenimento i giudici.
la psichiatria, quella che viviamo noi in generale, soprattutto qua a Basaliana, rifiuta ogni forma di contenimento. Hanno rifiutato la costruzione delle REMS perché non vogliono che ci sia la sorveglianza della polizia penitenziaria all'esterno e quindi non il contenimento. Quindi loro propongono delle cose che sono inattuabili e la cui ricaduta secondo me sarà molto pesante per i familiari delle persone, per le persone stesse che se sono lì bene non stanno ovviamente, e per la società in generale. Ma questa, ripeto, è un'operazione politica, non è un'operazione, diciamo così, medico-sanitaria. Ecco, un'operazione politica. Secondo te la politica da che per fare questa operazione, appunto, qual è il presupposto dal quale parte e poi appunto arriva a pensare di chiudere le OPG? Ma guarda, il motivo, il percorso anche logico, se c'è un percorso logico che fanno per arrivare a questo risultato. Sì, guarda, c'è un percorso logico. C'è un libro, devo fare la pubblicità agli avversari, ma insomma non fa niente, ma c'è un libro che meriterebbe leggere, perché come posso dire, è il simbolo di quella che è la deformazione della psichiatria e l'uso strumentale della psichiatria a scopo politico. Si chiama La nave che affonda. Un'intervista a Basaglia e alcuni suoi collaboratori, compresa sua moglie, degli anni 70, che è stato ripubblicato perché dicono che è tuttora attuale. Ecco, quel libro lo ritengo vergognoso e chi vuol leggerlo, e sarebbe da pubblicizzarlo e dibatterlo pubblicamente, quel libro dimostra nero su bianco con la voce dei protagonisti che ai basaliani e all'interno di questa operazione anche degli OPG del malato non interessa nulla. Il malato viene usato come grimaldello per, e lo dicono, un attacco dirotatorio contro l'ordine costituito. In questo libro disgustoso c'è la giustificazione dell'uomo che uccide la moglie, e non sto esagerando, basta leggerlo, che l'uomo che viene giustificato, l'uomo che uccide la moglie perché la moglie non lo ascolta. Ci sono frasi di questo. C'è una signora che chiede, e riportano casi concreti, di una signora che chiede la psicoterapia e naturalmente con un'ironia becera dice, certo lei vuole la psicoterapia perché essendo della Trieste bene non può permettersi di convivere con la plebe. E noi sai cosa faremo interloquendo fra i protagonisti? Noi gli spacceremo 4 colloqui come psicoterapia così lei sarà contenta. Quindi, non considerando le necessità delle persone come posso dire anche in qualche modo squalificando colleghi, il discorso della scienza è uguale. Lo dicono testualmente, qualunque impostazione scientifica che voglia dimostrare il nostro lavoro verrà relegato nel ghetto della scienza. Quindi ci si trova di fronte a così non posso farmi pubblicità se me la faccia Marco Rondini se vuole. Io in un testo scrivo testualmente che, parafrasando l'interpretazione dei gesuiti per cui la politica e la guerra condotta con altri mezzi, ho scritto che la psichiatria basaliana è la lotta politica condotta con altri mezzi. E ancora questo, dopo finito, dopo mi interrompetemi perché se io parlo a fiumi, certo, dietro tranquillo. Non solo il potere politico, che quindi di gestione di primariati, consulenze, direzioni di istituti, una cosa, e poi il potere economico, perché tutte queste liberalizzazioni, diciamo, vengono date a supporto e a controllo di organizzazioni non governative, ONLUS, cooperative, sempre all'interno dello stesso circolo politico. Chiaro. Per cui, e questo lo dicono, quindi il problema è che le persone criticano, e non parlo di noi che siamo a conoscenza, ma esaltano questa figura, eppure negli stessi scritti documentati e esposti al pubblico questa procedura, che non è un complotto, proprio è un'organizzazione, un procedimento politico, viene messo perfettamente in luce. Ecco, quella frase, quelle cose che dicevi che tu hai scritto, ti posso chiedere dove le hai scritte? Così se c'è qualche ascoltatore che è interessato a leggere potrà
potrà liberamente andare a farlo. È una cosa terribile. Cioè, no, ma sono io a chiederlo perché poi molta gente che ci ascolta, se dopo non ha le informazioni del caso, dopo chiama in regia, vuole sapere, chiaramente poi noi non siamo in grado di fornire le informazioni, quindi è proprio veramente, non per fare pubblicità, ma te lo chiedo veramente proprio da un punto di vista giornalistico, per dare l'informazione corretta fino in fondo, completa. Dici dove sono scritte queste cose. Guarda, allora io dico, ci sono 3 testi, adesso esagero per l'autostima, 3 testi che dovrebbero essere letti. Il primo sicuramente La nave che affonda, sì, che questa intervista con Basaglia, Pirella, eccetera, che è edito dal Raffaello Cortina. Quindi si trova è documentato quello che ti ho detto prima. Il secondo testo è quello di Jervis, l'intervista della razionalità negata. Jervis è stato un grande collaboratore di Franco Basaglia, e il quale Franco Basaglia poi alla fine, quando si è allontanato per questa deriva estremista, eccetera, lo ha definito delirante, ecco, tanto per capirci. Ecco. E il terzo è il mio, che si chiama, visto che me lo chiedi, non mi ricordo neanche come si chiama, oh Madonna Santa, ce l'ho sotto. Il lapsus freudiano, è il bello della diretta questo. Oltre l'utopia basaliana. Oltre l'utopia basaliana. Ed è edito da Mimesis. Ok. Utopia basaliana. Edito da? Edizione Mimesis. Mimesis. Sì. Ecco, mi permetto, visto che sei ancora con noi, di farti ancora un paio di domande. Dimmi. L'ho chiesto prima a Marco Rondini e lo chiedo a te, che sei sicuramente persona professionista, ecco, del settore. Gli chiedevo, allora, dicevamo, una parte di queste persone che oggi sono ricoverate negli OPG verranno destinate alle famiglie in custodia, alle famiglie di appartenenza. Che cosa comporta da un punto di vista psicologico per queste famiglie essere obbligati a gestire persone di questo tipo all'interno delle proprie mura familiari? E che disagio, e poi anche che automaticamente di riflesso è da un punto di vista sociale all'interno magari di una piccola comunità. Certo, allora dobbiamo distinguere effettivamente Ignazio Marino, oltre che aver fatto danni, perché è stato il fautore di questa, e sta facendo danni a Roma, quindi sarebbe meglio toglierselo di torno, ma su una cosa devo dare anche ragione a lui, nel senso che gli OPG erano sempre stati usati come discarica, per pazienti gravemente malati, ma anche, questo posso testimoniarlo anch'io, con dei reati minimi, cioè dal furto della bicicletta, per una persona, diciamo così, tra virgolette, normale, finisce con l'ammenda. Certo. E se uno è malato di mente finiva all'OPG. Questa è la tragedia. Esclusi questi, rimangono 2 quote, secondo me, parlando con i colleghi di persone. Uno sono gli indimissibili, quelli che dicevo prima, per cui pluriomicidi, nessuno è impensabile che una famiglia se li prenda a casa, sempre che ce l'abbiano ormai. Certo. E poi c'è quella fascia intermedia di pericolosità sulla quale magari, soprattutto se giovani, ci sarebbe ancora la possibilità di intervenire, ma sicuramente in una struttura che sia da una equilibrata via di mezzo tra la contenzione totale, per cui queste persone vedono la luce, il sole a scacchi, come si usa dire, e una totale presa in carico familiare che dopo anni magari di assenza o magari con violenze manifestate all'interno della famiglia. E quindi non ho una risposta, ma perché non c'è una risposta e neanche loro danno una risposta. Come si fa? Noi abbiamo qui in Regione Friuli Venezia Giulia diverse persone in queste condizioni, persone che attualmente sono ancora in OPG a Reggio Emilia e non si sa dove finiscono, perché i familiari, ma neanche per idea, con i gravi problemi che hanno procurato nel corso degli anni, le strutture psichiatriche non sono capaci assolutamente di gestirli. Comunità non ci sono e sono in questo limbo in attesa che qualcuno trovi una magica soluzione che attualmente non c'è.
Ecco, mentre invece Marco Rondini prima ci diceva verranno probabilmente, sicuramente insomma, aperte delle nuove strutture insomma, diverse, con caratteristiche diverse, e a differenza del passato gli operatori sanitari si troveranno a confrontarsi con queste persone che magari, alcune chiaramente, non tutte, possono essere anche pericolose, si troveranno a confrontarsi senza, diciamo, una tutela da parte di quella che prima era la forza pubblica, che magari sovrintendeva o comunque assisteva a colloqui piuttosto che visite, eccetera. Ecco, secondo te gli operatori, quelli che materialmente, quotidianamente devono andare a contatto con queste persone, come la vivranno? Mi sembra quasi scontata la risposta, ma cosa si prospetta nella vita di queste persone da un punto di vista lavorativo? Ma questo trovo veramente abbandonare le persone, al di là delle famiglie, anche gli operatori, in un clima di angoscia e di incertezza incredibile, perché qua non basta l'amore del volontario per affrontare questi problemi, oppure questa vergogna delle cooperative, dove le persone vengono pagate a 3-4 euro all'ora, anche professionisti, ma senza una preparazione che non è di due fine settimana, una preparazione solida, rigorosa per acquisire delle modalità e delle competenze, no? Sufficienti, approfondite per affrontare questo problema. Quindi è una cosa da brivido, secondo me. Qualcuno, sai, il problema, io lo dico contro la mia categoria, che non stimo molto, dico la verità, parlo specificamente dei psichiatri. Questo l'ho detto anche ai giudici. Questo problema sarebbe molto facilmente risolvibile, molto rapidamente risolvibile, se venisse applicato agli psichiatri gli stessi 3 punti, diciamo, del codice e anche della deontologia che vengono applicati agli altri medici. Mi spiego? Sì. Un minuto, sì. Sì, allora, certo. Proprio di una semplicità banale. Allora, se un vecchietto di 95 anni finisce, passa 3 giorni in pronto soccorso, poi torna a casa e dopo muore, come atto dovuto i magistrati indagano 14 medici, 3 telefonisti, 7 infermieri, come atto dovuto. Allora, una domanda sorge spontanea. Di fronte a tutti i suicidi che ci sono, di fronte a tutti i fatti di violenza documentabili da quell'associazione che ha sede vicino a Buccinasco, che si chiama Vittime della legge 180, sì, importante organizzazione che documenta quasi quotidianamente i fatti. Ora mi chiedo, 3 punti per inchiodare gli psichiatri a una responsabilità, che è negligenza, imperizia e imprudenza. Chiaro. Però i giudici i seri con cui ho parlato, dipende dal fatto che le persone non denunciano, cioè le vittime o i familiari evitano di esporsi di nuovo al discorso mediatico, per cui già la sostanza è già abbiamo il parente matto, se adesso continuiamo ancora a fare denunce e tutto il resto non finisce più, giocano su questo schema, diciamo così. Però la cosa sarebbe semplicissima. Allo psichiatra che decide di dimettere una persona si fa firmare un'assunzione di responsabilità. Come il medico del pronto soccorso firma una dimissione. Una dimissione, certo. E se questo muore dopo, faranno le indagini sul perché è stato se è stato fatte tutte le cure adeguate. Esatto, perché non è stato trattenuto, le visite specialistiche, chiaro. No, ma mi sembra una cosa, non capisco, ogni giorno, alcune volte con una certa frequenza, settimanalmente, diciamo così, succedono fatti di violenza in cui si dicono non era seguito dai servizi, era seguito male dai servizi, non frequentava i servizi e via discorrendo, e dei processi a psichiatri sono 2 in 10 anni. Questo mi suona male e ripeto, secondo me c'è anche una complicità tra
psichiatria democratica e magistratura democratica in questo. Chiarissimo. Adriano Segatore, io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità. No, grazie a voi, siete sempre simpaticissimi, grazie a voi. Ecco, grazie. Allora ricordiamo i testi che tu hai suggerito per l'approfondimento di questo argomento: La nave che affonda, Raffaello Cortina, Razionalità negata di Gerlis e la tua... Della Boringhieri. Esatto. E la tua invece quella Oltre l'utopia basaliana, edito da Mimesis. Caro Adriano, io ti ringrazio, ti provo a strapparti una promessa: ci sentiremo in futuro per un ulteriore approfondimento magari su questo argomento o anche altre cose inerenti. E niente, cosa ti posso dire? Grazie ancora da parte mia e di tutti gli ascoltatori. È stato con noi Adriano Segatore direttamente da Trieste. Ciao Adriano! Ciao a tutti, buona giornata. Ciao, grazie. Grazie a te. E allora, caro Giulio, quanto manca allo stacco pubblicitario? 2 minuti. In 2 minuti vi voglio ricordare di visitare il sito della Lega Nord per capire come potete fare a donare il 2 per 1000 al nostro movimento. Un 2 per 1000 che non vi costa niente in più di ciò che già pagate dalle tasse. E Lega Nord per l'indipendenza della Padania, il codice attribuitogli è il D13. Comunque andate appunto sul sito della Lega Nord e sicuramente meglio di come ve l'ho detto io, in maniera più approfondita, potete scoprire come fare. Sul fondo dell'home page c'è il 2 per 1000 alla Lega Nord, sostienici, ci cliccate sopra appunto a questa icona e si apre una pagina che vi spiega chiaramente come fare questa operazione. Come c'è sempre sul fondo della pagina, quello che dicevo prima, chiedo asilo anch'io sabato 11 e domenica 12 aprile, prima il cittadino e non il clandestino. Radio Padania Libera seguirà sabato e domenica in una diretta interminabile che toccherà tutto il territorio dove appunto della Padania, dove appunto si terranno questi gazebi della Lega Nord, con contatti telefonici diretti dai vari segretari cittadini e dei vari militanti che appunto faranno i gazebi nella nostra bellissima terra e nelle nostre piazze. Ricordo anche che oggi compiono gli anni Eugenio Ricci e Valentina Carollo, nostri militanti e amici su Facebook, ai quali faccio i miei migliori auguri. Mancano 10 secondi alla pubblicità e quindi che cosa vi posso dire? Niente, ascoltate con molta attenzione quello che hanno da dirvi i nostri sponsor, perché potrebbero tornarvi veramente utili. Radio Padania Libera allarga i suoi confini. Da oggi puoi ascoltarla dal tuo tablet o smartphone con tecnologia Android o Apple. Scarica l'applicativo e potrai portare sempre con te la tua radio preferita. Radio Padania Libera, senza più confini. Oh Francesco, che c'è? Ci facciamo un 10 all'otto? Famoselo. Vito, comandi. 2 10 all'otto. Ma cosa hai capito? Sto scherzando. Giochiamoci 10, sì, 21 sì, e 37. E 37. E ci giochiamo anche loro. Loro chi? Solo 10 all'otto premia la tua ispirazione. E se aggiungi il numero oro alla tua giocata, puoi vincere premi più ricchi. Scoprilo in ricevitoria su 10allotto.it e anche su app. 10 all'otto. Questo sì che è un gioco. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Sono le 12:00. Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Ad aprile. Questo è un mondo che non gioca secondo le tue regole. E che ti piaccia o no, tu e i tuoi amici ora ne fate parte. Io non ho amici, io ho una famiglia. La vendetta colpisce in casa. Questa volta il punto non è solo essere veloci. Un'ultima corsa. Fast and Furious 7, da giovedì 2 aprile al cinema. Una ragazza. Basta, mamma, non sono più una bambina. I suoi sogni, tu hai un dono.
Dovresti andare a studiare canto a Parigi. I suoi dubbi. Io rinuncio. Per quale motivo? Perché voglio così, è la mia vita. Sei sicura che sia la tua vita? E la sua voglia di crescere? È grazie a te e a papà che ho potuto scegliere. La famiglia Bélier, il film che vi farà stare bene. Dal 26 marzo, al cinema. Dal bestseller mondiale di Irene Nemirovsky, dal regista de La Duchessa, la candidata Oscar Michelle Williams, la candidata Oscar Kristin Scott Thomas e Matthias Schoenertz. Abbi cura della tua vita. È preziosa per te. Sì, preziosa per me. Suite francese, la più grande storia d'amore mai raccontata. Dal 12 marzo al cinema. Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione e dipendono dal proprio piano tariffario. Fidatevi della qualità, fidatevi di Alberto Acerbis. Ciao! Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli amici Radio Padania Libera. Allora, vado veloce, volevo ricordarvi soltanto il numero da comporre se volete ordinare il nostro olio, il primo è il nostro olio migliore che abbiamo, è quello più selezionato perché è quello da usare a crudo, perché se volete le analisi chimiche ve le mandiamo, perché c'è la rintracciabilità. 030 68 40 408, il prezzo del nostro olio 6 bottiglie dicendo ascolto Radio Padania Libera, dovete dirlo altrimenti beccate il trasporto, sono intorno ai 15 euro, sono 65 euro 6 bottiglie direttamente a casa vostra. Non sto a ripetervi la rava e la fava ricordandovi che l'olio è un prodotto importante per chi lo vuole degustare in maniera giusta. Chiaramente se uno vale l'altro e va bene per ungere la padella è un altro discorso. Qua parliamo di un prodotto selezionato, un prodotto autentico, un prodotto che da 15 anni vi proponiamo e portiamo sulle vostre case. Ottimo per le papperi più piccini perché contiene una quantità esagerata di vitamina E ed è la stessa vitamina che poi c'è nel latte materno, quindi è un percorso veramente importante imparare a nutrire anche i più piccoli con olio extravergine di oliva perché fa bene. Vi ripeto il prezzo, il telefono 030 68 40 408, 65 euro per il primo che è l'olio novello nostro ed è una cosa fantastica. Chiamate adesso alle prime 20 telefonate di trasporto gratuito. Dite io ascolto Radio Padania Libera. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera. Diamo voce alla nostra gente. I think I've had enough. Hold me back, I'm about to spaz. Yeah.
thinking, how could I be so È il grande sound di Attenti a quei due. But I just can't apologize. I hope you can understand. If I go to jail tonight, promise you'll pay my bill. See, they wanna buy my pride, but that just ain't up for sale. See, all of my kindness is taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, oh, that's all I want. 4 or 5 seconds from wildin', and Quei due con Rihanna, Kanye West e il mitico baronetto, l'intravoltabile Paul McCartney. Eccoci qua, ben ritrovati, io sono sempre Alessandro Branduardi dalla Chiarella e prima di leggervi la consueta rubrica, l'angolo cultura e curiosità, vi ricordo insomma velocemente quelli che sono stati gli avvenimenti principali, l'avvenimento principe sovrano di questa settimana, che è stato lo scandalo del tutto targato Partito Democratico, che è partito dall'isola di Ischia e poi è dilagato, quello è dilagato già tempo fa, si è scoperto, è venuta alla luce anche le altre isole limitrofe, purtroppo tutte quante governate dal Partito Democratico, che, come si dice, fioriva quel malaffare, e noi anche nella puntata di settimana scorsa, di martedì scorso, di Attenti a quei due, abbiamo riassunto con una battuta, sempre per cercare insomma di farvi sorridere anche di fronte a questo sconcerto che sta dilagando in tutta la penisola, in ogni dove, tipico della mala gestione italiana di sinistra. È il Partito Democratico ti ischia, ti incula i soldi e tu fischia. Fischia, che il Partito Democratico di Ischia ti incula i soldi, vabbè, purtroppo va così. Ma come dimenticare anche un altro pezzo storico sempre sull'onda dello scherzo e del sorriso, che insomma, come dire, oggi è come la ciliegina sulla torta. Ricordate i bei tempi d'una volta? I sapori perduti. Quello inconfondibile dell'appaltato al caffè. Corrotto con cioccolato tangente. Ce n'era per tutti. E i pomeriggi trascorsi allegramente a spartirsi la torta? I fragranti ligresti
le frottole, i tognoli alla frutta, il truffotto e il bobò al rum nell'elegante boboniera. Generazione dopo generazione, di padre in cognato, si gustavano gli approfiterol accompagnati dal tirami fuori. E che festa in famiglia con la craxata! Non rimaneva mai neanche una briciola! Antica segreteria del corso. Sì, cari amici. Mani in pasta, dal 1892. Dal 1892 le stesse mani in pasta, l'antica segreteria del corso. Cosa dobbiamo fare, Giulio? La prendiamo sul ridere, almeno oggi dobbiamo prenderla sul ridere, perché non possiamo incazzarci anche il lunedì di Pasquetta. E allora, come anticipato poc'anzi, va finalmente in onda l'angolo cultura e curiosità. Che cosa accade in quel 6 aprile? Era il 648 avanti Cristo. Stando ad antichi manoscritti del tempo, gli antichi greci registrano la prima eclissi solare. Nel 1252 a Seveso, sì, avete capito bene, a Seveso, nel bosco di Farga, alcuni catari assassinarono l'inquisitore generale di Milano, Pietro da Verona. Nel 1327, ad Avignone, di Venerdì Santo, pensate un po', fuori dalla chiesa di Santa Chiara, Francesco Petrarca vede per la prima volta Laura e ne notò le belle membra, il bel fianco, i begli occhi, la gonna leggiadra, le trecce bionde come l'oro. Praticamente una gnocca d'altri tempi. Nel 1818, al Salone di Parigi, il barone Karl von Drais di Soubron presenta la Draisina, antenata della bicicletta, ma attenzione, senza pedali, col sellino. Nel 1830 a Fayette, nello stato di New York, USA, nasce il mormonismo, confessione religiosa creata da Joseph Smith, considerato dai mormoni un profeta e fondatore della Chiesa di Gesù Cristo, dei santi e degli ultimi giorni. Nel 1874, a Milano, durante un congresso medico, viene stabilito di chiedere al Parlamento, pensate un po', la possibilità di cremare i defunti. Nel 1859, il famoso Oscar Wilde viene arrestato dopo aver perso una causa legale contro John Douglas, nono marchese di Queensberry, processo che dovette subire a causa della sua omosessualità. Fu così condannato a 2 anni di carcere e di lavori forzati. Nel 1896 invece ad Atene aprono i primi giochi olimpici dell'era moderna. Erano stati vietati 1500 anni prima dall'imperatore Teodosio I. Nel 1917, prima guerra mondiale, gli Stati Uniti decidono di dichiarare guerra alla Germania, mentre invece nel 1924, nell'ambito della seconda, in Italia si svolgono le elezioni politiche con la nuova legge maggioritaria, nota come legge Acerbo, l'antenato dell'Italicum, che sanciscono la vittoria del listone fascista con il 64,9% dei voti, 356 seggi assegnati contro il 35,1%, 161 seggi di tutte le opposizioni. Fu così prese vita la 27ª legislatura.
Ecco invece nel 1941, durante la Seconda Guerra Mondiale, ha inizio l'operazione Castigo, in cui la Germania e l'Italia invadono la Jugoslavia e la Grecia. Intanto in Africa orientale però le truppe inglesi entrano ad Addis Abeba, capitale dell'impero coloniale italiano. Nel 1972 Telebiella incomincia la trasmissione via cavo. È la prima televisione privata in Italia. Nel 1994 ignoti abbattono l'aereo su cui viaggiava il presidente del Ruanda, il presidente del Burundi. È di fatto l'inizio del genocidio del popolo Tutsi, che farà da qui al 18 luglio del 1994 ben 800.000 vittime. Nel 2005 il principe di Monaco, ovvero Ranieri III, muore alle 6:35 del mattino, all'età di 81 anni. E infine, nel 2009, un violento terremoto in Abruzzo, che fu avvertito in tutta Italia, devastò l'Aquila e buona parte dei paesi vicini. La magnitudo della scossa principale è stata di 5,9 sulla scala Richter, seguita poi da più di 1000 scosse di assestamento. Il terremoto causò 308 morti e 1500 feriti, oltre ai 65.000 sfollati. Ma nonostante questa terribile tragedia, c'era qualcuno che festeggiava l'infausto evento, come se questo invece in realtà per loro fosse lieto. Qui bisogna partire in quarta subito. Non è che c'è un terremoto al giorno? No, lo so. Non per dire, per carità, poveracci. Ma... Io ridevo stamattina alle 3:30. Io pure. Vabbè, ciao. 6 aprile 2009, mentre l'Aquila muore sotto le macerie, 2 uomini parlano al telefono e già pregustano gli affari della ricostruzione. Lui era uno di loro. Francesco De Vito Maria Piscicelli era quello che rideva. Ora, 2 anni dopo, ha tentato il suicidio. Ha cercato la morte ingerendo un intero flacone di Tavor. Una tempestiva lavanda gastrica gli ha salvato la vita e adesso è fuori pericolo. Imputato per corruzione nell'inchiesta appalti per il G8, l'anno scorso fu anche arrestato. Oggi Piscicelli è un uomo libero, ma si sente rovinato. Quella storia, quella risata non gliel'ha perdonata nessuno e così il lavoro è diminuito, i pagamenti bloccati e lui ha tentato di togliersi la vita, di farla finita. Quando l'intercettazione uscì sui giornali, questa fu la reazione degli abruzzesi. Chi quella notte rideva è più poveraccio di me. Che io sono povero perché ho perso tutto, ma chi quella notte rideva lo era prima e lo è dopo, perché è povero dentro, magari c'ha un bel conto corrente che io non c'ho, però sicuramente è più povero di me. E questo era un contributo dei colleghi del TG3 di 2 anni successivo all'evento tragico dell'Aquila, ma le persone che ridono di questa tragedia purtroppo non saranno solo queste due viscide persone. Ascoltate un altro contributo, questa volta dei colleghi di Sky TG24. Ci sono cose che danno più fastidio di altre. Se uno ruba e ruba i soldi pubblici ci si imbestialisce, ma anche se non ruba e finge un'emozione o se anche non finge la usa
la reazione è la stessa. Già un'altra telefonata aveva fatto salire il sangue al cervello. Era il 6 aprile del 2009 e qualcuno di nome Francesco Piscicelli si rallegrava ridendo nel letto pensando ai soldi che la ricostruzione per il terremoto dell'Aquila gli avrebbe portato. Circa un anno dopo, è il 28 maggio del 2010, a parlare questa volta sono Giovanna Iurato, appena nominata prefetto dell'Aquila, e Franco Gratteri, all'epoca capo dell'anticrimine, che ha dovuto lasciare la polizia dopo la condanna per i fatti alla scuola Diaz di Genova. Ecco che cosa si dicono. Allora senti, sono arrivata subito. Mio padre, che è quello che mi dà i consigli, quelli più mirati, dice: appena metti piede in città, subito con una corona vai a rendere omaggio ai ragazzi della casa dello studente. Brava! E allora sono arrivata là, nonostante la mia cosa che volevo, insomma, essere compita. Mi pigliai, mi caricai questa corona e la portai fino a... Ti mettesti a piangere, sicuramente. Mi misi a piangere. Ovviamente non avevo dubbi. E allora subito lì i giornali, le lacrime del prefetto. Non avevo dubbi, A questo punto la Iurato scoppia a ridere. I giornali, le lacrime del prefetto. Tonia Cartolano, Sky TG24. Cosa si può aggiungere a questo? Penso niente, penso che sia già tutto chiaro ed è già stato tutto detto. Una cosa sicuramente che voglio aggiungere è un pensiero affettuoso, un ricordo veramente col cuore a queste 308 vittime e a tutti coloro che hanno sofferto, per queste vittime che resteranno nel nostro cuore e nella nostra mente immortali. Dario Gregoriano, oggi si festeggia il lunedì dell'Angelo. You used to captivate me by your resonating light. Now I'm bound by the life you left. Il proverbio del giorno, neanche a dirlo, visto che siamo all'inizio di aprile, vista la giornata piovosa di ieri, a aprile tu ti di un baril. All the sanity in me, these wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. You forte di cuore a tutti gli amici, a tutti i fratelli abruzzesi che hanno dovuto subire questa tragedia nel 2009, come se non bastasse, oltre al danno, anche la beffa di persone che pensavano di lucrare e godevano delle disgrazie altrui. Cari amici abruzzesi, da parte mia e di tutto lo staff di Radio Padania, del nostro direttore e del nostro segretario federale Matteo Salvini,
un abbraccio forte, forte, forte. E quindi ci avviamo, cari amici ascoltatori, alla chiusura di questa trasmissione speciale di Attenti a quei due di lunedì 6 aprile, lunedì di Pasquetta, un lunedì piacevole, bel tempo, mi raccomando, cercate di passarlo con i vostri affetti, con i vostri amici, divertitevi e rilassatevi perché domani ricomincerà un'altra settimana di lavoro, ricomincerà un'altra settimana contraddistinta dal nostro consueto palinsesto, che è quello classico che inizia alle 6 del mattino con l'ottimo Sammy Varin, e poi a seguire con Giulio Cainarca e giù via avanti fino alle ore 13, ancora qui ai nostri microfoni, attenti a quei due, con Alessandro Braduardi e Andrea Villa. Cari amici, con questa musica che adesso faccio partire e inevitabilmente la dedichiamo ancora una volta agli amici abruzzesi, io vi saluto.